Siamo a San Stino di Livenza con Andrea Simonella e Gaia Geretto perché oggi si conclude la sessione di riprese del nuovo cortometraggio Lontania. Andrea, dopo il cortometraggio di 2 anni fa di Uruguay che ha toccato temi sensibili al sociale, si ritorna a parlare di temi sensibili al sociale. Come avete scelto la tematica per Lontania e cosa volete portare in scena con questo corto e qual è stata la difficoltà più grande nel girare un corto su queste tematiche? Il tema è quello della sempre violenza di genere con focus sulla violenza domestica e sulla violenza assistita, che riguarda un po' quella forma di abuso minorile, di maltrattamenti che purtroppo colpiscono anche indirettamente i bambini vivendo in casa con i genitori quando la donna è vittima appunto di violenza domestica. E ci sono delle conseguenze molto importanti non solamente nel breve periodo ma anche nel medio-lungo. E questa è sicuramente una questione di sanità anche pubblica, no? Perché i bambini di oggi saranno i futuri adulti di domani. Ho scelto questo tema appunto sulla falsariga del precedente perché ho la tematica femminile molto a cuore, quindi si tratta proprio di in qualche modo lotta, no? Per l'eliminazione della violenza contro le donne e quindi tutto quello che può essere inteso come promozione sociale, come sensibilizzazione alla tematica, ben venga. Non ho avuto sinceramente particolari difficoltà a presentare questo progetto con questo tema, anzi ho avuto molta accoglienza soprattutto dalla regione, dal Friuli Venezia Giulia, dove poi vengono fatte la maggior parte delle riprese a grado. Cortometraggio che vede anche la collaborazione del Centro Antistalking e Antiviolenza La Magnolia. Sì, questa collaborazione nasce perché li ho contattati direttamente avendoli conosciuti durante una proiezione di Uruguay a Caorle, tra l'altro organizzata dal comune di Caorle in prossimità insomma, del 25 novembre dello scorso anno e quindi ho detto li vado a contattare. Ho chiamato, hanno accolto subito questa proposta, gli ho mandato la sceneggiatura e quindi mi hanno fornito di una serie di brochure, di una serie di manifesti del centro antiviolenza che saranno presenti anche in una scena. C'è assolutamente il supporto dell'amministrazione comunale, in primis del sindaco, parte del truppo per una notte alloggia qui all'hotel da Gigi. Gaia, oggi ultima giornata di riprese che si svolgono qui a San Stino con delle interne. Finita questa fase di riprese, poi come proseguirà? Quali sono i prossimi step del progetto? Allora, i prossimi step del progetto saranno assolutamente la post-produzione, nella quale faremo una color correction, taglieremo tutte le scene, quelle che servono, metteremo assieme tutto il corto e poi ci sarà anche sound design e prossimamente poi, grazie a Premier Film, che è la società che ci aiuta a distribuire il film, parteciperemo anche a diversi festival con questo corto. Gaia, da chi è stata composta questa produzione e poi anche chi sono gli attori protagonisti? Allora, diciamo che abbiamo avuto tanto aiuto appunto dalla parte femminile su questa produzione, diciamo, della crew. Ad esempio, la regista e sceneggiatrice è Andrea Simonella, io sono la direttrice di produzione, una scenografa bravissima che si chiama Anna Bianchin e la segretaria di edizione Simonetta Barbona. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con tre nomi abbastanza importanti, della quale Elisabetta Pellini, che fa il ruolo della madre, Luca Lionello, che fa la parte del padre, e Elisa Pierdominici, che fa appunto la parte della protagonista Adele. Andrea, che aspettative hai su questo corto? Che smuove un po' anche le coscienze. Soprattutto perché secondo me per quanto riguarda il tema soprattutto della violenza assistita ancora è stato fatto poco, quindi anche in qualche modo accendere i riflettori su questo tema per far capire quanto poi la violenza di genere, anche se colpisce una donna, ha delle ripercussioni sociali su larga scala e riguardano bambini o ragazzi o ragazze o bambine, quindi non ha una questione di fatto di genere nelle conseguenze. In bocca al lupo. Grazie mille.